Oggi è mercoledì 2 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 settembre 1980. Nella mattinata i giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo, da 10 giorni in Libano, per dei servizi sulla situazione dei profughi palestinesi e sulla guerra civile nel paese, lasciano l'albergo Triumph di Beirut per dirigersi con una jeep nella zona sud del paese, animata dagli scontri che oppongono i palestinesi ad israeliani e loro alleati. Da quella giornata di 40 anni fa si perdono le loro tracce. I due giornalisti il giorno precedente si erano rivolti all'ambasciata italiana, comunicando le loro intenzioni e chiedendo di essere cercati qualora non avessero fatto ritorno in albergo nel giro di 3 giorni. Ma l'ambasciata si allerta solo alla fine di settembre e solo per le insistenze dei familiari degli scomparsi. De Palo è autrice di inchieste su traffici clandestini di armi dall'Italia al Medio Oriente. Toni è un esperto di Medio Oriente e ha scoperto l'esistenza di campi di addestramento della guerriglia palestinese. Decidono di partire per il Libano non solo per seguire le vicende della guerra civile, ma anche per indagare sui traffici d'armi e su questioni internazionali in cui sono coinvolti anche i servizi segreti italiani. Nel 1984 il governo italiano impone il segreto di Stato sulla documentazione che riguarda le relazioni speciali fra il servizio segreto militare italiano e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. La secretazione degli atti impedisce di fare piena luce sulle responsabilità di agenti dei servizi segreti e sulla presunta divulgazione di informazioni riservate che avrebbero favorito, secondo le indagini della magistratura, l'omicidio dei 2 giornalisti e anche sui conseguenti depistaggi in cui è coinvolto il servizio segreto militare italiano. Negli anni solo i familiari dei 2 giornalisti, pochi parlamentari, alcuni giornalisti e la Federazione della Stampa continuano a indagare e a chiedere la verità sulla scomparsa di Toni e De Palo, fino ad ottenere nei mesi scorsi la riapertura delle indagini da parte della Procura di Roma. Nello scorso giugno il governo italiano ha ribadito la volontà di mantenere il segreto di Stato sui dossier in possesso dei servizi segreti che potrebbero fare luce, a 40 anni di distanza, su ruoli e responsabilità nella scomparsa e nel probabile omicidio dei 2 giornalisti. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.